Va ora in onda Spazio Più. Buon pomeriggio e buon ascolto a tutte le ascoltatrici e gli ascoltatori dello Spazio Più del martedì pomeriggio da Radio Libertà. Sono Mimmo Magnetta, rappresentante del Più Professionisti degli Imprenditori Uniti, e con me ho dall'altro capo del telefono Federico Lo Sparacazzate, mentre invece davanti a me c'ho la splendida regista Natalia Natalia, che appunto senza di lei la trasmissione non si potrebbe fare, perché io sono un somaro, dopo 25 anni ancora non riesco manco ad accendere il computer e manco a guardare i messaggi Zappi, no? Poi, d'altronde insomma ognuno c'è. Meno male appunto che qua a Radio Libertà abbiamo tante limitazioni perché così appunto è possibile avere l'assistenza lavorativa e appunto dare uno stipendio appunto anche alla regista, come anche tutti gli altri giornalisti, perché mica fanno tutte le cose per a livello Mimmo, volontario come il dicendo, sottoscritto, Mimmo? Che sto presentando. Dica Federico. Cioè, ma invece di dire sta cavolato, dovresti dire che oggi Natalia è vestita tutta di verde, sai perché? No, non mi pare che sia Sai che vestita. giorno è oggi? Che giorno è oggi? Oh. Perché tu non ti sei vestito di verde. No, io no. Oggi è San Patrizio, Mimmo, il patrono dell'Irlanda, anche della birra. Io sono pugliese, scusa, il pugliese tradotto a Milano in giovane età. Ormai San Patrizio si festeggia dappertutto, Mimmo. Ah sì? A parte che io di Patrizio sì. conosco il pozzo di San Patrizio. San Patrizio. No, e anche il trifoglio, perché lui portò la cristianità in Irlanda grazie al trifoglio, che è pieno, il simbolo dell'Irlanda, che lui diceva a tutti che il trifoglio era così perché Dio l'aveva voluto così, perché Padre, Figlio e Spirito Santo rappresenta la Trinità. Vedete, io sono un boomer ormai, sono un vecchio di M, invece appunto in Federico ho trovato un'enciclopedia vivente che non so perché lui si rassegna ancora a fare un lavoro appunto molto statico, perché lui dovrebbe aspirare a molto di più, no? E invece appunto fa un lavoro molto fermo, anzi ma è proprio più fermo ancora, perché a causa di una piccola caduta si è frantumato l'osso del piede e praticamente sta fermo appunto. Sulle rotelle ora, quindi sono ancora più mobile di prima, quindi sono andato a migliorare. Ah, sì, perché invece di avere 2 piedi mo che c'è 4 ruote invece. Sì, così sembra. Sono uscito anche sul giornale su 4 ruote. Ah, sì? Comunque vestito di verde con la birra in mano, che oggi nemmeno posso bere, però insomma avrei voluto essere là vestito di verde con una bella birra in mano, e voglio fare gli auguri di San Patrizio a tutti, alla comunità irlandese che è sparsa in mezzo mondo, e a tutti i patrizi e le patrizie che ci ascoltano, che sono sicuramente tante e tanti. Sì, sono tanti patrizi, per patrizi intendi anche quelli che sono ricchi, che hanno i soldi? No. Pronto? Sei scappato? Sì, tu devi pensare che Patrizio è partito da Roma per andare a evangelizzare l'Irlanda, quindi è una storia anche, capito, italiana, una bella storia. Diamo sta botta di cultura dalla frequenza Mimmo, di Radio Libertà. Dai, racconta la storia. Ho finito. Avrei preferito cominciare con qualcosa di irlandese oggi, ma vedo che non gliene fotte niente a nessuno, quindi noi abbiamo cominciato con 2 dita di whisky di Johnny Walker, forse per questo. Ecco, però è Scottish, non è Irish whisky. Vabbè, ognuno si arrangia con quello che ha. Sai, io ho qua sotto mano tutta una serie di articoli di quotidiani vari. Con delle foto, perché poi manco li sai leggere, quella è la cosa grave. Sì, infatti guardo le foto, è chiaro. Cosa ci sono nelle foto di questi articoli? Allora, ci sta una dove dice: l'azienda chiude dipendenti licenziati tramite WhatsApp. È accaduto alle vetrerie Maccarinelli, dove stanno di Travagliato, in provincia di Brescia. Sì. Una volta ti arrivavano le lettere di licenziamento, poi ti arrivano i WhatsAppi. Sì. Pensa se uno aveva messo in silenzio il gruppo, perché ci sono 6.000 gruppi che scrivono cagate, allora uno per non avere il telefono che squilla ogni 15 secondi. Io ne conosco uno in particolare che praticamente... Io sono il primo a fare così, io non ne voglio proprio sapere. Io un rigetto, sono un luddista. Luddista è una corrente, non so se era inglese o francese, no, penso inglese. In pratica erano delle persone che avevano
vedevano nella tecnologia un rischio per la loro medesima sopravvivenza e per il lavoro e iniziarono a distruggere tutte le macchine. Hanno fatto bene, hanno fatto bene. Noi sì. invece oggi siamo arrivati all'intelligenza artificiale, penso un po'. A proposito... A Matrix, Mimmo, ci metteranno uno spinotto nel culo e l'altro in bocca e ci domineranno. Ecco, è brutto come ho detto, però... Capace qualcuno... Il mondo di Matrix... Capace che qualcuno proverà pure piacere nell'avere lo spinotto. Guaglio. Poi sicuramente è quelli che ce lo metteranno, perché... Tu dici? Ho un amico che ha detto un'espressione del genere ed ha fatto una brutta fine a livello giudiziario. Però con il sedere degli altri, insomma, si divertono tutti tutti, bravi, dice un antico bravi. detto romano. Comunque volevo dire, prima di iniziare, volevo dare la mia solidarietà, anche la ragione, al ministro delle infrastrutture e dei trasporti, nonché segretario federale della Lega, nonché direttore eterno di Radio Libertà, Matteo Salvini. Perché che gli è successo ancora? No, caro Mimmo, in Italia c'è un problema grande come una casa, magari tu non lo vivi, non lo accusi, però tutti noi normali che andiamo a lavoro, soprattutto chi ha delle imprese, sì, e soprattutto gli agricoltori, perché sono stato contattato e c'è il gasolio che è arrivato a 2,10 euro. A me che me ne frega, io uso la benzina, non c'ho mica la macchina a gasolio. No, caro Mimmo, è un problema enorme, perché questo è un paese che viaggia su camion, dove i mezzi agricoli vanno a gasolio, e insomma è un problema, è un enorme problema. Però in Europa abbiamo dei deficienti, degli idioti, perché deficiente ne insulti, idiota no, che ci governano da Bruxelles. Un certo commissario Jorgensen all'energia ha detto che non è una priorità, che va bene così il prezzo del gasolio e non dobbiamo comprare petrolio dai russi o anche fertilizzanti, perché anche i fertilizzanti non si trovano più, sono quadruplicati in pochi giorni di guerra. Purtroppo questi sono gli idioti che ci governano, abbiamo settori interi che sono in ginocchio, in gravissime difficoltà, e potremmo fare come ha fatto tutto il mondo, cioè tornare a comprare provvisoriamente petrolio e gas russi per andare avanti finché questa guerra non finisce, ma siamo governati da gente in Europa che è più realista del re. Persino gli Stati Uniti hanno tolto le sanzioni alla Russia per respirare, per avere una boccata d'aria, visto i prezzi del petrolio. Questo invece è un'unione europoide di scemi, nel vero senso della parola, che hanno deciso che noi dobbiamo soccombere. Nessuno tranne Orban e Fizzo, si pronuncia Fizzo, però si scrive Fico, ma si pronuncia Fizzo, che è il primo ministro slovacco, dicono niente. Ecco, sappiate che tutta Europa soffre, qua in Italia in particolare. E qua in Italia, Federico, perdono l'interruzione, qua in Italia ho diversi nostri conoscenti che sono giorni che si lamentano proprio di questo problema qua, dell'aumento spropositato del carburante, e mi riferisco appunto agli ambulanti che ormai hanno più convenienza a rimanere a casa e non andare a lavorare, perché sennò tante volte non riescono manco a pagarsi il gasolio che usano per andarci. E mi riferisco soprattutto agli ambulanti pugliesi che fanno mercati da un paese all'altro, perciò ogni giorno macinano un sacco di chilometri. Mi riferisco appunto a tanti commercianti ambulanti che i mercati appunto li hanno anche qua a Milano, in tutta la provincia, in tutte le province della Lombardia, hanno mercati lontani, non sono tutti come qua a Milano. A Milano i mercati, praticamente ci sono 95 mercati settimanali e sono tutti quanti dentro la circonvallazione, perciò il consumo degli ambulanti milanesi in fondo è pure relativamente basso, insomma, in pratica loro soffrono di meno. Però appunto quelli che invece per andare a piantare il loro banco e esporre le loro merci e venderle, che appunto lavorano in altre regioni d'Italia, dove appunto i mercati ce l'hai ogni giorno in un paese differente, quelli soffrono. Se a quello appunto ci aggiungiamo anche il costo a livello fiscale, se ci aggiungiamo l'incertezza che deriva appunto da quelle che sono le norme introdotte dalla direttiva europea Bolkestein, ecco vengo appunto al tuo discorso, che noi abbiamo una marea di imbecilli che ci governano. Cos'è una diffamazione usare imbecilli o devo usare? No, ma io devo usare idioti. Idioti sì. Abbiamo una banda una banda di idioti che appunto in pratica stabiliscono determinate norme che possono andare bene in Svezia, in Danimarca, ma non in Italia. Cioè il problema appunto mi pare un po' come quando io ebbi la pretesa di creare un concerto, un gruppo
che doveva cantare al cofano, doveva il coro della messa praticamente. Io mi inventai, all'epoca c'erano i Neri per caso, no? E io mi inventai un coro che erano di Salerno, tra l'altro. Quelli, ma però erano tutti italiani, giusto? Io poi Sì. nel 1996 mi venne l'idea di creare un coro per la messa che veniva celebrata in quel posto dove stavo io, che si chiamavano i Neri per davvero, tutto composto da gente africana. E a un certo punto io mi ritrovai con uno che era un mandingo in pratica, dice: Mimmo, dice, ma tu pretendi che io canto con quel nago, con quel pigmeo? Io con quello non c'ho niente in comune. Tu cosa c'hai in comune con uno svedese? La pelle bianca, ma poi gli svedesi parlano una lingua e tu ne parli un'altra. Ecco, noi siamo la stessa cosa, insomma, praticamente arrivavamo a un accordo, trovavamo l'accordo perché loro potevano cantare in inglese, no? E riuscì appunto a realizzare questo mio sogno di fare il coro della messa per i Neri per davvero. Beh, Mimmo, ti posso dire che comunque con gli svedesi, anche se abbiamo poco niente a che fare, anche per loro è un problema il prezzo del gasolio, della benzina, anzi per loro che fa freddo e hanno bisogno insomma di avere... Ma perché loro non usano le macchine con i pattini sotto? No, purtroppo no, non c'hanno più tutto il ghiaccio. No, anzi per il riscaldamento so che spendono tanto, addirittura so che sotto alcune strade hanno le serpentine per non farle ghiacciare. Addirittura. Sì, quindi hanno un consumo, hanno le centrali atomiche per carità, però hanno un consumo di energia elettrica, di gasolio e di gas che è ben superiore al nostro, quindi per loro è molto più problematico di noi. Qua si trattava di avere il buon senso, come diceva Salvini, di aprire, di far aprire ai russi i loro giacimenti che sono già in territorio europeo, i tubi ci sono, a loro basta girare il rubinetto e arriva. Cioè anche gli Stati Uniti stanno comprando gasolio e petrolio, derivati e gas dalla Russia. Cioè Cina, India, tutti i paesi al mondo eccetto i paesi dell'Unione Europea, che poi lo ricomprano comunque dall'India sotto forma di gasolio o altri prodotti, o dalla Cina o dalla Turchia. Ecco, si trattava solamente di essere seri per una volta e di non far finta, facendo passare, riciclando in altri paesi quello che si può avere direttamente in una condizione di emergenza. Io vorrei dire a questi idioti che ci vogliono a Bruxelles che se comunque vogliono aiutare l'Ucraina, ecco, servirebbe un continente che è in buona salute economica. Se tu continui a affossare la gente che lo abita, aiutare gli altri è pure più difficile. E comunque questi idioti di Bruxelles stanno studiando come razionare l'energia elettrica. Dicono che non è un problema, però prepariamoci, almeno loro hanno fatto un piano per il razionamento. Questa è la gente che ci governa da Bruxelles. Io sono senza parole, davvero, però insomma magari per una volta il buonsenso in questo continente sfortunato potrebbe vincere, o quantomeno qualcuno potrebbe farglielo dire. Mi fa specie che ce ne siano solo 2 su 27 che hanno il coraggio di dire quello che pensano, anzi 3, perché anche il premier del Belgio, il primo ministro del Regno del Belgio, Bart De Wever, gliel'ha detto: noi così il Belgio avanti non ce la fa ad andare. Qua si inventano guerre in ogni parte del globo, c'è qualcuno a Bruxelles che forse ci sta guadagnando e ci fa la cresta e che pensa che noi cittadini di tutti i paesi europei dobbiamo pagarle. Ma perché? Sarebbe bello che qualcuno glielo faccia presente che non funziona così. E chi è appunto l'altro che invece queste cose le sottolinea, le dice, tu l'hai appena detto, ripetilo, che era il nostro vecchio direttore qui della radio. Matteo Salvini, esatto. Sì, l'unico in Italia, l'unico nel panorama italiano ad aver detto: noi dobbiamo sospendere le sanzioni perché è un problema per le imprese. Tra l'altro farà una riunione, mi sembra oggi, con tutti i produttori di benzina e insomma distributori di carburanti in Italia. Qualcuno lo fa, mentre a Forza Italia dormono e in Fratelli d'Italia non diciamo niente, qualcuno nella Lega sveglio è. Certo è che insomma il problema non è qua, il problema sta a Bruxelles. Purtroppo l'Unione Europea ha l'esclusiva nelle sanzioni e nel commercio estero e anche nei dazi. Comunque ricordiamo il numero della diretta: 029294 7222, ripeto 029294 7222, così i nostri ascoltatori ci possono dire quanto è bello pagare il gasolio 2 euro e passa al litro e la benzina 1,80 e passa, no? Penso che ci arriverà una valanga di insulti, perché tanto bello non deve essere.
A me dovrebbero arrivare in alto. Noi li digeriamo tutti a Bruxelles gli insulti, perché dovrebbero arrivare tutti là. Mi piacerebbe che ci fosse la gente sotto con i megafoni a ricordare la von der Leyen e tutti gli altri idioti della Commissione europea quello che la popolazione europea vive. E mi è piaciuto, insomma, quando gli agricoltori sono andati di là, francesi, italiani, spagnoli, tedeschi, belgi, e gli hanno inondato di merda, di letame, le loro sedi europee, che sentiamo glorificare dalle stazioni radio della TV pubblica a rete unificate ogni giorno. Ecco, è diventato qualcosa di mostruoso, è diventata una costruzione che ha un solo obiettivo: far fuori i cittadini europei, magari sostituirli con quelli che arrivano da altre parti del mondo, come accade regolarmente. D'altronde, se l'Africa, tu ti riferisci chiaramente all'Africa, che è un continente che fa gola a tanti, se l'Africa ha un sacco di cose rare, prima fra tutte le terre rare, che sembra che serva per fare qualsiasi cosa ormai adesso, quelli la devono sgomberare. Insomma, in fondo hanno usato l'Africa prima come un contenitore dove scaricare le peggio monnezze, anche di inquinanti pericolosi, ma appunto hanno scoperto che sanno che l'Africa è un continente molto ricco di tutto quello che serve appunto ai ricchi per diventare ancora più ricchi. E non succede mai che questi che sono già ricchi, a forza di diventare ancora più ricchi, si strozzano mai, non succede mai, no? No, ma Mimmo, il problema è che l'Europa in Africa va male a causa per il problema di uno Stato che è la Francia. La Francia ha fatto sempre carne di porco in Africa, ha sfruttato l'Africa nel peggior modo possibile, ancora oggi si rifiuta di avere una collaborazione con l'Africa, se non quella dello sfruttamento. Ricordo che la Francia obbliga una quindicina di paesi, se non di più, dell'Africa occidentale ad adottare il franco CFA, che è una moneta coloniale controllata da Parigi, ed è stata la prima unione monetaria fallimentare. Ecco, se c'è l'Africa povera è proprio dovuta anche a causa di questa moneta imposta dalla Francia, e la Francia imponeva omicidi mirati, come quello del leader del Burkina Faso Thomas Sankara, e anche di tanti altri, per fare colpi di Stato con militari fedeli a Parigi. E tutto questo si è interrotto da poco grazie a un'altra serie di colpi di Stato di giovani ufficiali che, insomma, sono decisamente antifrancesi, perché in Africa sono arrivate altre potenze, è arrivata la Turchia, è arrivata la Cina, è arrivata la Russia, e quindi hanno l'alternativa. Se queste tre potenze ti propongono una collaborazione invece di uno sfruttamento, come c'è la Francia, è ovvio che gli africani non sono scemi, ecco, sanno benissimo quello che devono fare. Se poi l'Unione Europea addirittura butta soldi a fondo perduto senza chiedere nulla in cambio, come fa regolarmente, quelli hanno trovato l'America. L'Europa ha finanziato solo lo sfruttamento e la corruzione in Africa, quando invece Cina, Russia e Turchia sono andati là, hanno fatto progetti concreti e non c'è bisogno, insomma, non sono fandonie, quando devi vedere tutte le opere pubbliche che la Cina ha costruito, che anche i turchi hanno costruito, tra aeroporti, porti, anche in Somalia, una forza di stabilizzazione somala che è stata addestrata dall'esercito turco, e anche quello che i russi hanno fatto, hanno stabilizzato tutta l'area del Sahel, cioè dell'Africa subsahariana, con dei governi che sono ostili a Parigi. Quindi l'Europa parte bruciata, è odiata ovunque grazie alla Francia e grazie, insomma, agli idioti che stanno là a Bruxelles. Noi invece con l'Unione Europea che ci impone regole capestro qua in Italia non riusciamo a farlo, non riusciamo manco a mandarli a quel paese, no, perché appunto in pratica... perché ci hanno imposto, la solita Francia ha imposto l'euro a tutta l'Europa, e voglio ricordare che l'euro è stato imposto da François Mitterrand all'Europa intera, in particolare alla Germania quando si è unificata. La Germania non voleva entrare nell'euro, Mitterrand ha detto: se volete riunificare le due Germanie dovete entrare nell'euro. I fenomeni francesi pensavano di controllare loro l'euro, è una storia tutta vera, la trovate ovunque, sì. E invece sono finiti sotto anche loro l'euro. Ormai questa è una specie di treno in corsa che butta giù tutto, ammazza qualsiasi attività economica e impresa. Anche la Francia soffre, forse più dell'Italia, e insomma fa male a tutto il continente. I tedeschi continueranno a usarlo finché gli fa comodo. Il giorno in cui non gli farà più comodo saranno loro i primi a staccare la spina. Non so se arriverà mai sto giorno, so solo che è un incubo
dovuto alla Francia, che noi continuiamo a pagare con sudore e sangue, perché ha provocato un disastro. E poi sfido chiunque a chiamare lo 0292947222 e dire che sta molto meglio con l'euro che con la lira. Beh, noi poi abbiamo avuto anche dei campioni, mi ricordo Gentiloni, quando appunto in pratica cedette parte del nostro mare ai pescatori francesi. Allora i pescatori italiani non potevano pescare le vongole che avevano dimensioni più piccole di un totto, non potevano pescare certi pesci perché era proibito. I nostri pescatori, quelli italiani, non potevano pescare. Arrivavano invece i francesi, a cui Gentiloni aveva regalato un bel pezzo di mare davanti alla costa del Mediterraneo, insomma dalla costa ligure. Oppure se ci mettiamo quell'altro campione che era Del Rio, che appunto aveva preso la Légion d'honneur, poi abbiamo scoperto quasi tutta la dirigenza del PD alla Légion d'honneur, Mimmo. E l'hanno anche pagata, perché alla Légion d'honneur la paghi per averla, mica te la danno gratis. Sì. Costa, non mi ricordo se 3.500 o 5.000 euro, sì. Ora non ricordo bene, però si va versata questa cifra alla Francia, e la Légion d'honneur è l'onorificenza più alta nel servizio alla Francia, quindi vuol dire che è un partito che tutto al libro paga di Parigi. E voglio ricordare che in Francia succedono cose per cui in Europa nessuno dice niente, loro fanno quello che vogliono, dalla polizia che mena la gente, la ammazza in mezzo alla strada e non succede niente, alle carceri dove i detenuti muoiono regolarmente, pure la Corte europea dei diritti dell'uomo non interviene mai. Federico... La Francia può non rispettare nessuna regola e nessuno dice mai nulla, perché questo fa capire che se tu le regole non rispetti, nessuno ti dice niente, vuol dire che sei tu a comandare e a giocarti il tutto, e quindi così capite benissimo chi è che comanda. Federico, abbiamo un ascoltatore, diamo la parola all'ascoltatore come regola di questa radio. Buongiorno, chi sei, da dove chiami? Buongiorno, sono Lucio da Pistoia. Ciao Lucio, prego, a te la parola. Io volevo parlare, però la mia domanda è un po' fuori argomento. Io volevo parlare sul decreto sicurezza, sì? L'articolo che riguarda i coltelli. Ora, siccome io sono uno che gira per i boschi, vado in montagna e ho un coltello nello zaino, ora questo coltello lo posso portare o non lo posso portare in giro? Perché io a questo punto comincio ad avere un po' di timore. Era questa la mia domanda. E poi i coltelli da cucina. I coltelli da cucina hanno una lama piuttosto lunga. Se io devo portare un coltello da cucina dalla città dove abito in montagna, dove ho la possibilità di fargli la lama, lo posso portare o non lo posso portare? Io non... Ti rispondo io. Lucio, tu puoi portare tutto quello che vuoi di questo genere di cose, però lo devi portare dentro container smontati o dentro container, almeno le pistole per esempio, se tu fai tiro sportivo lo devi smontare, metterlo dentro una specie di varile. Il coltello non sei capace di tagliare la lama, farla a pezzetti e poi ricongiungerla al momento? A tagliare la lama di un coltello da cucina. No, cioè, dunque, se uno porta via, per esempio, io per esempio ogni tanto viaggio, mi porto via 7 di coltelli, io amo cucinare, ho i miei 7 di coltelli proprio adatti per fare, per cucinare, per tagliare, fare così. Ecco, se li porto chiusi dentro un contenitore tutto scocciato, se mi fermano e vengono rinvenuti non mi possono fare niente. Certo è che se tu vai con un coltellaccio da boscaiolo, con un macete, ce l'hai... Anche quello, io nel bosco uso l'accetta per tagliare le piante, il pennato per pulire i rami. Sai, dovrebbe essere tutto regolato dal buon senso. Allora, dato che invece viviamo in un'epoca in cui il buon senso ce n'è un po' di scarsità, un po' scarso, no? Però il buon senso diciamo, è quello che viene fuori da chi opera questi fermi, questi controlli. Devi essere fortunato a cuccare il carabiniere o il poliziotto. Appunto, sì, capisco. Che abbia anche lui la passione di andare in giro per boschi. Tu per esempio quando vai in giro per boschi che cosa vai a cercare? I funghi? Cerco i funghi, vado a camminare, vado a cercare sì, funghi, soprattutto funghi, ma anche per camminare, per farli passeggiare. Allora, dato che noi abbiamo avuto persone importanti che sono stati
direttori di questa radio. Ti posso dire una cosa: se tu mi svegli il posto dove vai a trovare i porcini, se ti succede qualcosa no, io posso intervenire a tuo favore. Quello non lo posso dire, no, la fungata non si può rivelare assolutamente. Ma quanto siete egoisti voi fungaioli, però. I fungaioli sono un po' egoisti. In effetti, io ripeto, secondo me, se questi attrezzi tu li tieni riposti in una cassetta d'attrezzi e cose varie e non a portata di mano, nessuno ti dovrebbe fare niente. Il problema è che se tu, per esempio, hai qualche giudice a cui stai sulle palle, no? Spero di no. Se finisci nelle mani di questi, sono cavoli tuoi. Forse è per questo motivo che io ti invito il 22 e il 23 marzo ad andare a votare al referendum e votare sì. Quello è pacifico, non c'è nessun problema. Anzi, sto cercando anche di convincere qualche conoscente, qualche amico di... E se c'è anche qualche persona disabile, per esempio, offriti di accompagnarla. Io, per esempio, c'è una signora che ha difficoltà di movimento. Io già sono diverse volte che gli dico: guarda, ti accompagno e ti riporto anche di te, ti offro pure la colazione, perché bisogna convincere gli italiani che è necessario andare a votare al referendum. Ti regalo un po' di funghi secchi. Grazie. Allora lasciami il numero alla regia, va bene? Grazie Lucio da Pistoia, grazie. Federico, è sparito Federico. Vabbè, vediamo di ricontattare il giovane Federico. Noi abbiamo appunto intrapreso argomenti che sono argomenti seri. Ripeto, io avevo cominciato. Ci sei? Perché non pausa, pubblicità. È vero, pubblicità. In quanti ti promettono trasparenza, ma alla fine ti ritrovi sempre con la bocca chiusa e non puoi dire quello che pensi? Radio Libertà non ha filtri né censure. Ascolta la gente e parla come la gente. Open your eyes, this is the world. Sic et non, una chiacchierata in libertà con ospiti e telefonate per chiarire, per indagare il politicamente corretto di oggi, per smontare le tesi del pensiero woke e per ragionare insieme all'insegna del buon senso. Vi aspetto tutti i giovedì su Radio Libertà dalle 12 alle 13. Da lunedì 7 marzo, Radio Libertà ha un nuovo palinsesto. L'attualità e la politica tornano protagoniste tra le ore 18 e le 20. L'approfondimento delle idee e della cultura in cui si muove il nostro mondo occuperà la seconda parte della mattina fino alle 12. Vai sul sito radiolibertà.net per i dettagli e per tutte le trasmissioni. Buon ascolto. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censura. La tua radio. Rieccoci, siamo sempre su Radio Libertà, è sempre lo spazio più, quello dei professionisti imprenditori uniti. Io sono Mimmo Magnette, al telefono c'è Federico Lo Sparacazzate. Federico, l'hai sentita il discorso fatto appunto con Lucio da Pistoia riguardo appunto... Comunque sì, le norme sono abbastanza chiare. Dice di non avere il coltello a portata di mano, quindi se uno c'ha il coltello nello zaino che è chiuso non dovrebbero esserci problemi. La norma in alto parla dei coltelli che hanno un fermo, cioè un marchingegno, un meccanismo che impediscono la chiusura mentre lo si usa. Quindi in teoria i coltelli sprovvisti di questo meccanismo, questo nottolino, questo che era il coltello a serramanico che ne impedisce la chiusura mentre lo si usa, non dovrebbero avere problemi. Io così ho saputo e così vi dico. Certo che se uno va per boschi a cercare i funghi non è che ogni volta il coltello lo può rimettere ma poi parla di aree di città e aree metropolitane il decreto sicurezza. Sì. Ma il problema è che in Italia esistono una marea di norme, poi non si fanno mai rispettare, quindi sono scettico che riusciremo a farle rispettare, tanto più se la gente non va a votare al referendum e continua a restare questo
sistema giudiziario per cui tutto a posto, va bene tutto, non c'è un problema sicurezza e la gente, come dico quelli della sinistra e alcune correnti della magistratura, che non c'è nessun problema della sicurezza, è solo una percezione della popolazione. Sai che E quindi io stamattina mi sono girato 5 edicole nella mia zona alla ricerca del riformista, perché guardando su Facebook ho visto appunto la pubblicità di una pagina del riformista dove c'erano tutti i nomi con le foto di tante gente di sinistra che voterà sì al referendum. Sono andato in giro a cercare questo riformista qua, non sono stato capace di trovarlo, perché appunto se non ne avrei fatto uso durante questa trasmissione, avrei messo a conoscenza. Qualcuno a memoria ce lo ricordiamo. Pisapia. 029294 7222, ripeto 029294 7222, è diciamo uno dei primi nomi. Sì, Pisapia, l'ex sindaco di Milano, quello che io ho dovuto ringraziare, perché grazie a lui che appunto a Milano fu usato il bando per fare il mercatino natalizio in Piazza del Duomo, il primo che ha messo appunto, ha imposto, come la legge prevedeva, il bando appunto per poter assegnare questo spazio che appunto si sviluppa intorno sotto al Duomo di Milano, è stato Giuliano Pisapia. Cioè lui praticamente Ma ricordiamo che fa parte di una famiglia di giuristi da generazioni, gente che mastica pane e legge. Sì. Al di là che è stato un bravo sindaco di Milano, nonostante l'appartenenza politica, noi questo gliel'abbiamo sempre riconosciuto, è stato anche onesto a dire io ce la faccio per 5 anni e poi lascio così. È stato una persona intellettualmente onesta, lo è stato sia come sindaco che come persona. Io sono una persona di sinistra, per me. E così ha fatto Pisapia, non ha fatto come qualcun altro che è stato prima direttore generale della Moratti, prima ancora di Albertini, è stato sindaco una volta, si è fatto l'Expo e poi è ridiventato sindaco ancora. E se fosse possibile di fare il sindaco per la terza volta a Milano, lo farebbe ancora. Stiamo parlando del Peppe Sala. Comunque la regista... nel frattempo ha sfigurato Milano, voglio ricordare quello che è accaduto, cioè Milano era in preda a una furia di palazzinari che senza nessun rispetto del piano regolatore sono spuntati palazzoni di centinaia di metri di altezza in cortili, in posti dove c'erano delle auto rimesse, proseguono. Voglio ricordare che se in Italia la giustizia funzionasse avrebbero arrestato il sindaco e tutta la giunta comunale di Milano, però a Milano è di sinistra e questo non avviene. Questa è l'indipendenza della magistratura. Ti devo fermare un'altra volta perché abbiamo un'altra telefonata. Buongiorno, chi sei, da dove chiami? Ciao Mimmo, sono Milano, sono Marco e chiamo da Milano. Ciao Marco, prego, però togli il viva voce perché sennò è una schifezza l'audio. Aspetta secondi. Chi sei, da dove chiami? Mi senti? Mi senti adesso? Adesso sì, prego. Marco. Allora, ti volevo dire solo 2 cose. La prima è che il riformista lo puoi trovare tranquillamente via web, tramite stampato. Poi se vai sul sito trovi comunque la pagina e trovi anche... Marco, ogni tanto sparisci. Io ti posso dare un'ulteriore indicazione, dato che io amo invece la carta, so che se vado alla libreria Feltrinelli in stazione centrale di sicuro lo trovo. Io stamattina in zona Lambrate ho girato 5 edicole e nessuno l'aveva, no? Mi tocca... ma perché non viene stampato? Capito? Ah, sì? Non lo trovi stampato. Io fino a poco tempo fa lo vedevo da qualche parte, hanno ridotto anche loro. Mannaggia. Sì. Dopodiché volevo dirti, per quanto riguarda questo referendum, prego, se mi potete togliere qualche dubbio. Ecco, io credo di avere qualche dubbio, come molte persone credo, no? Che ascoltano questa vostra trasmissione. Allora, il primo dubbio che io ho è sul fatto che dal punto di vista dell'operatività pratica, per un cittadino qualunque non cambia assolutamente nulla, nel senso che se uno domani si trova invischiato nelle maniche della giustizia o suo malgrado o per colpa sua, deve comunque passare una trafila che è fatta
della obbligatorietà dell'azione penale, quindi un pubblico ministero iscrive il nome dell'individuo nel registro degli indagati, poi da lì partono una serie di accertamenti, spesso lunghi ma necessari, che non cambierebbero comunque se a livello pratico questo referendum ottenesse una vittoria dei sì. Dopodiché, ma questo è un mio dubbio, dopodiché io ho un altro dubbio, cioè il fatto che verrebbero moltiplicate le poltrone all'interno del Consiglio Superiore della Magistratura e di fatto, come il Parlamento esprime i cosiddetti membri laici, cioè dei rappresentanti all'interno del Consiglio Superiore della Magistratura che sono chiaramente l'espressione delle correnti politiche, non cambierebbe assolutamente niente. Rimarrebbero comunque dei magistrati sorteggiati che hanno comunque una loro idea dal punto di vista politico, e quindi sai, non lo so, però io non ho certezze, quindi da questo punto di vista vi chiedo lumi. Marco, ti rispondiamo. I membri laici ci sono anche ora, non so se lo sapeva che c'erano anche loro i membri laici. Va a cambiare il fatto che ora vengono eletti dai giudici medesimi i membri non laici, in futuro ci sarà un sorteggio che dovrebbe andare a evitare, insomma, la riproduzione del Parlamento all'interno del CSM, perché il CSM serve a governare la magistratura, non a riprodurre una specie di parlamentino dove i magistrati si vanno a spartire le varie cariche. Quanto alle poltrone, la moltiplicazione, voglio ricordare che ora, grazie alle correnti della magistratura, c'è una gara ad andare a occupare i posti nelle vari settori pubblici, nei vari ministeri, perché i ministeri sono pieni di magistrati che invece di fare il magistrato in tribunale vanno là a fare i direttori degli uffici vari, tra cui anche il Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, e c'è una vera guerra tra i magistrati per accaparrarsi tutti questi posti dirigenziali. Anche questo, se si va a votare sia la riforma e quindi l'esasperazione delle correnti va a scemare, a diminuire, perché il criterio non sarà più quello della lottizzazione ma quello del sorteggio, insomma dovrebbe diminuire nettamente. Quanto al PM che va a iscrivere il registro indagati, è vero, lo farà. Tuttavia la riforma Cartabia prevede già una profonda riorganizzazione di tutto questo, ma il PM domani non avrà più come amico iscritto al suo stesso sindacato il GIP, che gli dice: senti, mi devi firmare questo, questo e quest'altro, e il GIP va a firmare tutto, perché pigliano il caffè insieme, stanno sempre insieme allo stesso sindacato, uno va a promuovere l'altro, magari uno sbaglia, ecco, ora un magistrato sbaglia e non succede nulla, niente. Abbiamo migliaia di casi di mala giustizia ogni anno in Italia e vabbè, a posto, gente che è stata rovinata, che ha perso tutto, ha perso il lavoro, la famiglia, ma che ce ne fottano di questo? Se no, Federico, ci sono state anche delle coincidenze casuali. Io sono allibito a sentire cose del genere. Ma sai cos'è? È malafede se non ha. Cioè, io so che ci sono i sindacati e tutti i media che sono contro il sì al referendum. Ecco, so che c'è una campagna di fango e di fake impressionante. Evidentemente poi le persone sbagliano. Io so che addirittura hanno pure detto: no, se voti no vuol dire sì, se voti sì vuol dire. Cioè, ne stanno dicendo di tutti i colori, basta sentire Giuseppe Conte quante cagate spara in continuazione in tutti i media. Ecco, Giuseppe Conte fino a ieri non se lo calcolava manco sua madre, ora invece regolarmente in tutte le TV, in tutte le radio, in tutti i social, per far capire la campagna che c'è in Italia da parte dei soliti media mainstream, di tutti i media, voglio ricordare, di tutti i giornalisti, di tutto il loro potere. Chiediamoci il perché hanno paura che passi sì, perché ora basta controllare qualche magistrato e blocchi un intero paese. Voglio ricordare quello che è successo: un sacco di amministratori validi che sono stati fatti saltare per delle cavolate, poi alla fine no, non è successo niente, poi qualcuno riempie Milano di palazzoni alti 100 metri, non si fa nulla. Questo va a cambiare se va a vincere il sì al referendum. Se invece volete tenervi questa giustizia che è scandalosa, non funziona, sbaglia in continuazione, nessuno paga se sbaglia tranne te cittadino sfigato che se per caso ci va a finire sotto sei rovinato e mai nessuno ti risarcirà
o comunque ti dirà scusa, abbiamo sbagliato qua e di là, perché comunque chi sbaglia fa addirittura carriera, arriva ai vertici del CSM. Tenetevelo, questa è una cosa che dobbiamo ragionare, dobbiamo insomma tenere per noi, cioè dobbiamo pensare, cari amici che ci ascoltate, cosa mi succede se un giorno finisco sotto le mani di questo? E voglio dire, caro Marco e tutti gli ascoltatori che hanno dubbi, abbiamo l'onore che già ascoltare, che finire sotto la giustizia in Italia è molto più facile di quanto immaginate. Lo sapete, anche per meno errore. Lo sapete, cari ricordatevelo. ascoltatori e ascoltatrici, cosa è successo a qualcuno? Che visto che in Italia l'azione penale è obbligatoria, ci sono state persone che sono state indagate da un pubblico ministero, sono appunto finite poi per essere giudicate e condannate, e poi le stesse persone che sono state condannate appunto dal giudice si sono ritrovati come magistrato di sorveglianza il loro vecchio pubblico ministero, capito? Perciò capite a me, se quello che mi ha fatto arrestare, dopo me lo ritrovo dopo diversi anni magistrato di sorveglianza, col cacchio che io posso usufruire di quelle che sono le misure alternative che la legge in Italia riconosce e permette appunto alle persone che hanno commesso reati, sono state condannate e sono finite appunto in prigione, hanno espiato la loro pena per una certa parte, dopodiché possono aspirare ad avere delle misure alternative. Se si ritrovano come magistrato di sorveglianza quello che è stato il loro vecchio pubblico ministero, e quando mai potrà usufruire di queste misure? Già la magistratura di sorveglianza fa fatica a dare misure alternative a chi è già nella possibilità di averle, e tante volte il grosso problema dell'affollamento carcerario dipende anche da quello. Se la magistratura di sorveglianza facesse un pochino di più il proprio mestiere, si sbrigasse un attimino, sarebbero appunto, non ci sarebbe manco bisogno di pensare a un indulto, a un'amnistia. Basterebbe appunto che i magistrati di sorveglianza applicassero la legge che appunto prevede misure alternative, forme di detenzione differente, come è scritto nella legge, insomma. Capito? Ecco, a volte in Italia succede anche che tu trovi sul tuo percorso di vita, ti ritrovi ad essere arrestato da un pubblico ministero. A volte è successo, visto anche i tempi che intercorrono fra l'arresto, il processo e la condanna, a volte vieni anche condannato dallo stesso che da pubblico ministero è diventato il giudice, e poi dopo c'è la sfiga massima di trovartelo pure magistrato di sorveglianza. Ragazze e ragazzi, queste cose in Italia sono accadute, non è che me le sto inventando io adesso. Se uno vuole di esempi del genere, basta che andate su Google, voglia quante ne trovate, insomma. Ultimamente è uscito anche sui giornali di quanto sono i soldi che, per esempio, il governo italiano, lo Stato italiano deve parlare come ingiusta detenzione, come risarcimenti appunto per ingiuste... sono molti di più di quello che costerebbe ad avere un CSM per i giudici e un altro per i PM e i procuratori. Fidatevi che costa molto di più, senza parlare delle vite rovinate. Certo, è che infatti è quello, perché poi il discorso è questo, tante volte per esempio ecco, Giuliano Vassalli, che è stato un ministro della giustizia illuminato in Italia, è quello che ha prodotto il cambio del codice di procedura penale, no? Aveva avviato quello che doveva essere un processo all'inglese, praticamente, dove c'erano più garanzie, dove c'erano più garanzie, dove per esempio il pubblico ministero doveva anche ricercare le prove a favore dell'imputato, non solo quelle contro. Queste cose qua non si sono mai realizzate. Allora, noi oggi abbiamo la possibilità, andando il 22 e il 23 marzo a votare, a votare sì, per appunto fare i pubblici ministeri a chi appunto fa il pubblico ministero, a chi studia per pubblico ministero, e far fare il giudice a chi lo fa, a chi si occupa di quello che è appunto il settore giudicante. Oggi c'è questa possibilità, mi raccomando. Non fate i soliti minchioni che il 22 e il 23 marzo andate al mare o andate in montagna, perché ricordatevi che chi va in montagna il 22 e il 23 marzo gli può cascare addosso una valanga,
come sta succedendo ultimamente. Perciò statevene Può anche inciampare, che anche Massimo, ve lo dico inciampare, io, oppure arriva uno squalo, se andate al mare vi si mangia, insomma. O peggio ancora, e ripeto, questa è una cosa che può accadere a tutti perché nessuno di noi è esente, potreste finire sotto le grinfie di qualche pubblico ministero, di qualche giudice che appunto non va tanto per il sottile, insomma. Ci sono tanti giudici che fanno il loro mestiere, lo fanno bene, ma ce ne sono anche tanti che lo fanno un po' così. Allora, oggi Mimmo, potresti anche affacciarti da una finestra di una banca e scivolare essere giù. spinto, però poi dicono che sei caduto tu e che non sei stato spinto, salvo che poi 30 anni dopo qualcuno se ne accorge. No, c'è un video che 13 fa vedere che anni, quello 13 che... anni, è successo 13 anni, abbiamo parlato l'altra trasmissione con Carlo Persano di David Rossi, quello che poveretto è Ma quello è uno precipitato. dei tanti casi, Sì, Mimmo, è sì. cioè è la normale amministrazione della giustizia italiana. Oppure il caso del povero Beniamino Zuncheddu, 34 anni di galera gratis. Ho accusato di omicidio, poi hanno detto no, ma alla fine non è stato lui, abbiamo anche la deposizione, abbiamo trovato queste prove che lo scagionano. Però Beniamino Zuncheddu, 34 anni di galera, se li è fatti tutti. Ecco, sappiate che siamo tutti Beniamino Zuncheddu, può accadere a chiunque di noi. Sì, perché per questo appunto avete tanti motivi per andare a votare al referendum e votare e dare la vostra preferenza. Comunque vabbè, indipendentemente da quello che pensate Anche perché di ricordatevi dover... quello che ha detto Gratteri, il giorno dopo che vince il no facciamo i conti. Ecco, e vi ho detto basta, non dico più niente, perché lo va anche in giro ripetendo nei vari media, no, ma poi mi avete capito male, io intendo che farò tutta una serie di denunce penali e civili per tutelarmi. E quando si dice così, non è che si riferisce solo ai soliti membri del governo che fermano le barche che importano clandestini, oppure che appunto in pratica si difendono, ma si riferisce a chiunque appunto, altro che... Ma il giorno, no, fidatevi cari amici a casa, qua lo dico il giorno dopo che vince il no, vedete cosa succede, perché non pensiate che i giudici, cioè che la corporazione del no sia là bella, tranquilla, loro hanno già pronto un bel pacchetto per il giorno dopo, per il day after tomorrow, sono già pronti, fidatevi. Come l'hanno sempre fatto lo faranno anche sto giro, smonteranno chi ha osato solo pensare a una riforma del genere. E non parliamo solo del governo centrale di Roma, ma penso che anche molte amministrazioni locali e molta gente normale andrà a finire sotto. Ricordiamo che siamo un paese che intercetta a strascico, cioè quando non ci sono proprio cose intercettano intere province, come è stato fatto a spese dei cittadini, altro che 2 CSM a carico qua e di là, tutto a spese nostre, cari amici a casa, e poi appena sentono qualcuno che dice qualcosa al telefono, là partono gli avvisi di garanzia. Voglio darvi una chicca, una gemma del nostro mitico Pier Camillo Davigo, che dice nessuno è innocente fino a prova contraria. Lui amava dire così Pier Camillo Davigo, e PM, insomma ex procuratore PM del Tribunale di Milano. Sappiate, chi è per il no ragiona così, chi è per il no ragiona così, cari amici. Nessuno è innocente fino a prova contraria. Quando invece poi la colpa doveva essere dimostrata dall'accusa. Democratici è il contrario, è lo Stato, c'è la pubblica accusa che deve provare la tua colpevolezza, ok? Qua questo è un paese che voglio ricordare a Marco e a tutti quelli che ci ascoltano che senza giustizia non c'è democrazia, ed è un paese che ha un problema gravissimo di mala giustizia. Non a caso ci sono un sacco di giuristi di sinistra che dicono che voteranno sì, tra cui anche Ceccanti, che è un grande costituzionalista, ma poi anche Falcone e Borsellino che ne va in giro a dire Gratteri erano a favore della separazione delle carriere. Questo sistema giudiziario è un disastro, e voglio ricordare che Falcone e Borsellino si andavano a nascondere nel bunker del Tribunale di Palermo per lavorare, e questo, se dentro, come si chiama, la cassaforte, il cavò, del Tribunale di Palermo, se questo è normale in un paese, non lo so, ditemelo voi. Questa è la giustizia in Italia, che come era nel 92 è rimasto. Perciò, io cari, di cambiamenti ne ho visti pochi. Perciò, cari cittadini, non vi andate a chiudere nel salotto di casa vostra, ma il 22 e il 23 marzo alzate le chiappe e andate a votare. Ricordatevi che sicuramente quelli di sinistra, loro danno l'ordine di andare a votare, i loro adepti vanno e obbediscono.
Se voi appunto che invece siete di destra, di centrodestra, No, ma liberi, siete persone semplicemente, potete essere di destra, di sinistra, di centro, sopra, sotto, cinesi, potete avere qualsiasi gusto sessuale, erotico, religioso, di cucina, vegani, vegetariani o carnivori che siate, è una questione di libertà, è una questione di democrazia e di diritto. Ecco, se questo è uno Stato davvero libero, abbiamo diritto ad avere una giustizia come hanno tutti i paesi europei tranne uno, certo. la Grecia. La Grecia. Ricordatevi che poi non è un referendum sul governo, ma un referendum su di noi, sulle nostre vite. Sì, perché tanto il governo rimane, la Meloni l'ha già detto, se anche vince il no, noi non smettiamo. Poi ci sarà Gratteri che ci farà, penserà che lui. Tutti. Vabbè, tanto non è... Quello mi sembra. E poi i magistrati ovviamente andranno tutti nel governo di sinistra futuro, quello non sono costi. Pagare un magistrato che invece di fare il magistrato va a fare il dirigente nello Stato e poi dopo 5 anni di governo ritorna a fare il magistrato, se questo è normale, accade solo e soltanto in Italia, questo voglio ricordarlo. Vabbè, questa è la giustizia. Federico... Se qualcuno ha dubbi basta questo, secondo me. Vabbè, penso che per oggi possiamo anche chiudere qui la nostra trasmissione, così diamo tempo alla nostra brava regista di fare i vari passaggi che le servono per la prossima trasmissione. Ti ringrazio per aver partecipato anche oggi, nonostante le tue condizioni ormai di menomato in carrozzina, no? E saluto tutti e vi invito appunto ad andare a votare il 22 e il 23 marzo e votate sì. Grazie, buon proseguimento di trasmissioni su Radio Libertà. Avete ascoltato